Oggi sono qui a Roma perché siamo venuti a chiedere al ministro Padoan che cos'è questo fondo Atlante e come funziona. E purtroppo quello che abbiamo saputo è scioccante. Pare infatti che vogliano utilizzare i soldi della previdenza, ovvero le pensioni, per tappare i buchi enormi che sono stati fatti dalle popolari venete. Addirittura ci hanno relazionato, ci hanno raccontato di una riunione che c'è stata tra Padoan, Visco, ovvero la Banca d'Italia, e l'ente che gestisce le assicurazioni e i vari gruppi assicurativi, dove pare che ci siano state delle pressioni proprio per far mettere questi soldi della previdenza all'interno delle banche venete e tappare i buchi di quelle che, così ha detto la Procura di Vicenza, sono delle vere e proprie associazioni delinquenti. Sarebbe intollerabile. Pensate che è stato derubato un territorio da un gruppo di truffatori e per tappare i buchi di questi truffatori che si sono arricchiti con i nostri soldi vorrebbero utilizzare i soldi della previdenza, le pensioni. Questo è intollerabile. Siamo qui per non permettere questo, per bloccarli e per salvare tutti i cittadini e salvare il loro futuro.